Buongiorno, benvenuti ancora alla rassegna stampa di oggi, mercoledì 3 giugno. Partiamo con un'occhiata ai quotidiani nazionali. L'apertura è dedicata in quasi tutte le prime pagine alla strage di migranti, con i 4 braccianti stranieri praticamente bruciati vivi in un pulmino che li doveva condurre nei campi. E poi c'è bombe e trattative, parliamo del Medio Oriente, con la telefonata carica di insulti di Trump a Netanyahu, perché con le sue azioni il Libano sta ostacolando il negoziato con l'Iran. Poi ieri 2 giugno la festa della Repubblica e il discorso del capo dello Stato Mattarella. Allora vediamo subito il Corriere della Sera. Ecco qui: Libano, le bombe e la lite, è il titolo. Trump e tensione, insulti al telefono con Netanyahu, sei un fottuto pazzo, gli ha detto al telefono. E qui vediamo la sequenza davvero di morte, dell'uccisione dei 4 migranti. Vedete la scena, il caporale che scende dall'auto e poi dà fuoco buttando un accendino e chiude le portiere bloccandoli all'interno, dove sono appunto morti. Vediamo Repubblica, bruciati vivi solo perché volevano essere pagati. È il titolo di apertura. I 4 braccianti uccisi nel Cosentino avevano chiesto di non lavorare più gratis. C'è però un sopravvissuto, l'unico superstite racconta, ci davano solo il cibo. Fermati 2 pakistani. E poi l'Italia di Mattarella, che ha celebrato gli 80 anni della Repubblica, grande atto di libertà, Costituzione, casa comune e i tanti pensieri rivolti ai giovani. Siamo un popolo figlio di migrazioni, polemiche per l'assenza di Salvini, che ha disertato la parata ai fori. E poi di spalla, pioggia di droni sull'Ucraina, Putin fa strage di civili a Kiev. Andiamo a vedere adesso La Stampa, apertura dedicata proprio alla guerra infinita in Ucraina, 2022-2026, i volti di 2 donne, 2 civili evidentemente colpite dalle bombe. Trump a Netanyahu, sei un pazzo, la telefonata tesa a dir poco tra i leader di USA e Israele, mentre vanno avanti i raid nel sud del Libano, ci sono stati 6 morti. E poi Mattarella ai giovani, i nostri giovani salveranno la Repubblica, tra gli interventi citati. L'Avvenire, il quotidiano di ispirazione cattolica, l'apertura è dedicata appunto all'orrore del caporalato, con i 4 braccianti afghani bruciati vivi solo perché chiedevano un contratto regolare. Il vescovo Savino dice: adesso basta silenzi. E davvero non si era arrivati mai a tanto. 4 braccianti arsi vivi, un altro riesce a fuggire. Volevamo solo essere pagati, raccontano, ci avevano promesso un salario, ma da 1 mese e mezzo ci davano solo cibo, niente soldi. Le portiere bloccate da 2 caporali, poi arrestati per non lasciare scampo agli operai. E qui li vediamo. Fasar, 28 anni dell'Afghanistan, un altro giovane, Wassem, 29 anni del Pakistan, e un altro 19enne anche lui dell'Afghanistan. Li hanno bruciati vivi dentro un monovolume scuro che li stava portando a casa dopo 8 ore trascorse a raccogliere fragole sulla costa ionica della Calabria. 2 caporali pakistani fermati nella notte dalla squadra mobile di Cosenza si erano fermati in un'area di servizio. Si sono avvicinati alla pompa di benzina, hanno infilato pochi euro e cosparso il minivan di carburante. All'interno 7 posti, c'erano 5 persone, 4 sono morti bruciati vivi, un ultimo si è salvato e ha raccontato cosa è successo. 42 secondi, un'esecuzione, i 2 aguzzini sono scappati raggiungendo probabilmente un'auto in attesa vicina, ma non si erano accorti di 2 cose: la telecamera del benzinaio puntata proprio su quel rifornimento che mostrerà appunto i frame di questa scena dell'orrore, e il portellone posteriore lasciato aperto, da cui Taj Mohammed Alami ha scampato alla morte, ha poi raccontato e fatto i nomi di questi aguzzini. Qua c'è ancora il suo racconto: io sopravvissuto all'orrore, tutti stavano urlando, solo io sono riuscito a tirarmi fuori da quell'auto, ho sfondato il finestrino con una testata. Il nostro guadagno era poter dormire in una casa per mangiare, ci portavano pane e patate. È veramente i nuovi schiavi
C'è anche l'analisi di Roberto Saviano: è una guerra tra poveri nei campi, sfidare i caporali non porta voti e quindi nessuno va davvero contro. Lo scrittore dice: la narrazione contro i migranti favorisce questo stato di schiavitù, perché veramente di schiavi si parla. Andiamo adesso agli esteri per raccontarvi appunto di questa telefonata dir poco tesa fra Trump e Netanyahu, alleati inossidabili, ma anche in questo caso qualche schermaglia ci sta. E l'ira di Donald al telefono cosa gli ha detto? Bibi, questo è il nome di Netanyahu, tutti odiano te e Israele, senza di me saresti in galera. Tutti odiano Israele per colpa di questa storia. Un'altra fonte ha aggiunto che le urla del presidente erano nitide: ma che cavolo stai facendo? Gli avrebbe ululato a un certo punto, arrabbiatissimo perché il tentativo di far precipitare la situazione in Libano attaccando la roccaforte di Hezbollah, con anche tanto di ordine di evacuazione della popolazione, stava davvero per far saltare il negoziato con Teheran. E quindi a questo punto Trump ha dovuto intervenire. So che Hezbollah vi attacca continuamente, ma ci sono troppe vittime fra la popolazione civile, insomma ti devi fermare, ha intimato Trump. E Netanyahu, a quanto dicono insomma i soliti ben informati, messo alle strette e costretto ad obbedire agli USA, quindi a fermare questa avanzata in Libano. La telefonata durissima e il cessate il fuoco annunciato da Donald Trump in Libano hanno ridefinito in poche ore il rapporto tra Washington e Israele. Il premier israeliano non può ignorare Trump, ma non può neppure permettersi di apparire come un leader che esegue gli ordini. Per questo, dopo circa 2 ore di silenzio dal post su Truth, il post di Trump, ha evitato lo scontro diretto con la Casa Bianca, ma ha rilanciato avvertendo che Israele avrebbe comunque colpito Beirut se Hezbollah non avesse fermato gli attacchi sul nord del paese. Il messaggio è stato doppio, obbedire senza però darlo troppo a vedere. Insomma, un escamotage però per uscire da questa situazione di impasse. Ed impasse c'è anche nell'altra situazione, la guerra in Ucraina, su cui si è scatenata la vendetta di Putin, 22 morti, nuova dimensione della guerra, morte portata da uno sciame di droni killer da decine di missili su tutto il territorio. Nella capitale in 40.000 dormono in metro, evacuate zone di Kharkiv, e Zelensky chiede nuove armi. Mosca ha riconosciuto i raid dicendo di aver preso di mira obiettivi militari. Se si rifiutano di negoziare la pace continueremo. Ormai un braccio di ferro tra chi appunto vuole continuare la guerra e chi vuole la pace. Putin, rabbia e paura, anche i blogger più vicini al Cremlino cominciano a parlare di sconfitta, ma lo zar chiuso nel suo palazzo non lo sa. Nel frattempo dall'Unione Europea messa sotto tensione sia dalla guerra in Ucraina prima e poi dalla guerra in Medio Oriente, arriva il via libera alla flessibilità nel campo dell'energia, vale fino a 13 miliardi e mezzo. Gli investimenti saranno vincolati a rafforzare il sistema delle rinnovabili, però non dovranno superare lo 0,3% annuo dell'1,5% previsto per la difesa. E veniamo al presidente del Capo dello Stato, alla cerimonia del 2 giugno che celebrava gli 80 anni della Repubblica, culle vuote e astensione, i timori di Mattarella, ma i giovani ci salveranno. È a loro che si è rivolto più volte, culture diverse sono una ricchezza, ha detto loro, no ai padroni dell'intelligenza artificiale, la robotica non sia contro il lavoro. Al centro dell'incontro anche la pace, il diritto internazionale, il clima e lo spazio. E però si è soffermato anche sulle guerre con questo monito: il mondo fermi la barbarie. Dall'altare della patria ha ribadito no agli uomini soli al comando.
e c'è questa coda di polemiche invece per l'assenza di Salvini, lite a destra sulle assenze, Salvini non va alla parata, ero impegnato al lavoro, critiche di La Russa e Tajani che poi scivola su una gaffe, non ho visto Conte e Schlein, ma in realtà il protocollo non lo prevede. Torniamo agli esteri con questa vicenda un po' paradossale che arriva dall'Inghilterra, dove un giovane bianco, bisogna precisarlo, è morto accoltellato. La polizia è intervenuta, lui prima di esalare l'ultimo respiro ha detto mi ha pugnalato, non respiro, ma la polizia non ha creduto alla vittima, ha creduto al killer, Sick, e la vicenda è venuta fuori dopo mesi. Il ragazzo è morto, l'aggressore lo accusava di averlo insultato e quindi di essersi dovuto difendere e adesso è esplosa la polemica perché è venuto fuori il video che in realtà questo giovane ragazzo di 18 anni è stato accoltellato senza alcun motivo. Un'altra vicenda che veramente lascia senza parole è quella della piccola Beatrice, seviziata, presa a botte, costretta a fumare marijuana nonostante tutto la mamma di Beatrice anche dopo la notte difese il compagno, non voglio rovinarlo, ha continuato a dire. Andiamo avanti, c'è un'altra vicenda di cui ci siamo già occupati, quella dei sub morti nella grotta durante un'immersione, i corpi erano tra gli squali e l'intervista al sub finlandese che ha recuperato le salme degli italiani, non siamo eroi si schermisce, il sangue freddo in grotta, ci vuole esperienza, non coraggio e quindi mestiere. E poi c'è questa battaglia che parte da Bolzano ma sta attraversando tutta l'Italia e cioè la boicottaggio dei professori contro i libri di testo voluti dalla riforma Valditara. Da nord a sud la protesta contagia decine di istituti, lo sciopero dei libri contro le riforme Valditara si è allargato a macchia di leopardo, c'è anche Catania, adozioni sospese, recitano le delibere firmate da quei prof e maestri in protesta sia per i nuovi programmi firmati dal Ministero per le elementari e medie che debutteranno a settembre che per la rivoluzione dei quadri orali degli istituti tecnici che a 3 mesi dal via manca di linee guida e certezza. Scuola ancora non è finita, ma già si pensa al prossimo anno. E poi parliamo di intelligenza artificiale, il tema che è stato al centro dei grandi della terra, dal Papa appunto anche a Mattarella, un patrimonio su cui Trump vuole mettere le mani e come. Alphabet a caccia di fondi, mentre la Casa Bianca firma un ordine esecutivo per accedere ai software di Big Tech prima del rilascio e quindi essere in grado di conoscere tutti questi contenuti. In chiusura riprendo ancora una volta la storia di questa coppia di coniugi, infermieri nella vita, che si trovavano su un volo Ryanair di ritorno dal Marocco e hanno salvato la vita a un bambino di soli 13 mesi perché il kit di sopravvivenza di pronto soccorso dell'aereo era inadeguato, non aveva né quello necessario ma soprattutto l'attrezzatura per i bambini e loro hanno praticato una respirazione bocca a bocca e 2 massaggi cardiaci a questo bimbo che si è salvato e che poi è arrivato ancora in vita all'ambulanza che lo aspettava, quindi sulla loro pagina social tanti li ringraziano e li considerano degli eroi. Ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo subito dopo per leggere i quotidiani regionali. Bentrovati alla seconda parte della rassegna stampa di oggi mercoledì 3 giugno dedicata all'informazione regionale. Partiamo dal sito Sicilia Web che ci dà un'ultima ora, questo palazzo catanese in fiamme, agenti salvano bimbi e anziani, un poliziotto è rimasto ustionato, un inquilino pensava più a portare via la droga che non a salvare la madre. Appunto è successo in via della Concordia a San Cristoforo. Le fiamme sono nate da un motorino parcheggiato all'interno del palazzo e in poco tempo si sono propagati fino ai piani superiori e questa è proprio notizia dell'ultima ora. Insieme a questa si arrabbia, rompe i vetri e muore dissanguato. È successo a Santa Maria di Licodia nel Catanese. L'uomo avrebbe avuto uno scatto di nervi, si sarebbe ferito rompendo i vetri, i parenti hanno chiamato il 118, l'ambulanza lo ha portato all'ospedale
all'ospedale di Paternò, ma l'emorragia era grave e l'uomo, un 37enne, non ce l'ha fatto, indagano i carabinieri. E poi c'è quest'altro video, un video shock postato dal sindaco di Taormina, De Luca, una tragedia sfiorata all'uscita di una discoteca, lo vediamo, se riuscite a vederlo, si parla di tentato omicidio, la lite iniziata in discoteca è continuata poi all'esterno e vedete l'auto che piomba su un gruppo di ragazzi. Per fortuna devo dire che sono riusciti a lanciarsi in tempo e solo uno ha riportato leggere ferite. Ma naturalmente resta tutta la gravità del fatto e si sta dando la caccia al conducente di quest'auto. Veniamo adesso alle prime pagine dei quotidiani regionali. La Sicilia, c'è questa inchiesta, carceri in Sicilia sono come laghe, nel siracusano casi disumani, e poi lo vedremo ancora meglio, ispiratori neri della versione nera di destra dietro l'undicenne che ha tentato di accoltellare il professore, ma che aveva come obiettivo i suoi compagni di religione musulmana. Vediamo anche Repubblica Palermo, approfondimenti sull'inchiesta che ha rivelato il patrimonio, il tesoro di Matteo Messina Denaro gestito dai suoi fedelissimi, omicidi, affari all'estero, le rivelazioni dei nuovi pentiti. Spezia era un fedelissimo di Messina Denaro, Bruno il referente in Brasile del clan Pagliarelli. Ecco cosa stanno dicendo agli inquirenti gli ultimi due boss che hanno deciso di collaborare. C'è poi il rogo di Campobello, 3 vigili del fuoco feriti e naturalmente l'omaggio agli eroi dimenticati, così la Sicilia ha celebrato la Repubblica. Vediamo anche la prima pagina del Giornale di Sicilia, titolo dedicato all'apertura, alla politica, altri contributi a pioggia, fondi distribuiti a carnevali e sagre, ecco i destinatari. Gazzetta del Sud. E a parte la strage in Calabria c'è anche il terremoto, solo grande paura, disagi per chi viaggiava in treno. Ma allora andiamo a vedere alcuni dettagli su questa aggressione compiuta da questo dodicenne di San Vito Lo Capo, che aveva scritto sul suo casco i nomi degli ispiratori dei blitz con i coltelli a scuola, e tra l'altro è un lungo elenco a cui si è ispirato. Però si indaga anche per istigazione al delitto, e soprattutto i ROS, i militari del ROS, sono a caccia di E1, e capire chi c'è dietro questo alias, questo pseudonimo che si presenta come una ragazza di nazionalità straniera, ma che sarebbe stata l'amministratrice della chat che contava i follower di questo dodicenne. Già dal telefonino del ragazzino sono emersi numerosi spunti per l'indagine. Adesso nella chat il ragazzino citava spesso un utente in particolare, appunto E1, ufficialmente è una ragazza straniera, non si sa bene che età abbia, per certo lei era amica anche del tredicenne di Bergamo che ha coltellato la professoressa, ed E1 veniva chiamata in causa anche dal dodicenne di San Vito quando qualcuno gli scriveva per dire che voleva assistere alla diretta del raid, e lui diceva: devi chiedere appunto a E1. Probabilmente era lei l'amministratrice del gruppo, trasformato in una piazza virtuale per l'ultimo assalto a scuola. Un assalto ispirato anche a temi suprematisti, cioè, che vuol dire suprematista? In difesa della razza bianca, dicevano nei loro deliri, e difatti tra i suoi bersagli c'erano anche, diceva letteralmente, 3 sprovveduti musulmani nella mia classe, un altro emigrato musulmano in un'altra classe e una ragazza nera. Deliri su deliri ripetuti però con grande freddezza e lucidità, e soprattutto messi in campo. E veniamo adesso a questi nuovi schiavi, i braccianti stranieri nei campi. Dopo il caso della Calabria, però ricordiamo c'è questo caso naturalmente meno grave a Marsala, dove ci sarebbe una vera e propria banda a caccia di migranti, una banda che picchia i lavoratori. Diversi braccianti del Bangladesh sono stati aggrediti, uno in particolare è finito in ospedale e ha presentato denuncia. Possibilmente molti altri hanno paura e non si sono presentati. Sono accomunati da un dettaglio: erano tutti immigrati che all'alba stavano andando a lavorare nei campi. Tra i lavoratori stranieri circolano racconti di inseguimenti,
appunto, allora, perso la pagina, torniamo appunto a questa notizia, circa notizie di inseguimenti, di bastonate, di veri e propri pestaggi che sono stati messi in atto da questa banda che si sta naturalmente ancora cercando. Allora, andiamo avanti, vediamo dunque vediamo se riusciamo a aprire la rassegna stampa di oggi. Eccola qua. La banda è un fenomeno che sta aumentando, dice la sindaca Andreana Patti, che diversi imprenditori ci hanno segnalato. Mi sono sentita con le forze dell'ordine, c'è una commissione per l'ordine e la sicurezza convocata, in quella sede affronteremo la questione, quindi sicuramente una questione che non si sta sottovalutando. La ritroviamo la questione anche qui, poi c'è l'emergenza pronto soccorso, vuoti d'organico, manca il 41% dei medici, dati preoccupanti che diventano drammatici soprattutto nelle realtà interne e periferiche della Sicilia e che si aggravano naturalmente d'estate quando si aggiungono al normale carenza di organico anche le ferie. Veniamo a questo approfondimento di Repubblica sui nuovi due pentiti che svelano i segreti dei boss. Vincenzo Spezia di Campobella era un fedelissimo di Messina Denaro, Giuseppe Bruno gestiva gli investimenti in Brasile del clan Pagliarelli, vengono fuori i primi verbali pubblici dei due nuovi pentiti di mafia che preannunciano già un terremoto giudiziario. Le prime dichiarazioni sono state depositate agli atti dell'inchiesta, è scattato un maxi sequestro di beni, parliamo di 200 milioni di euro per Tamburello che Spezia ha indicato come socio del padrino di Castelvetrano, cioè di Matteo Messina Denaro. Nel lontano 83 me lo disse lo stesso Messina Denaro che avevano questo rapporto, gestiva il suo patrimonio e anche il traffico di droga. E poi veniamo a questa tragedia, questo nuovo femminicidio a Misterbianco, la donna uccisa a martellate dal marito, dopo alcuni giorni di agonia questa donna è morta. Aveva dato il consenso alla donazione degli organi, quindi i suoi organi sono stati donati. Naturalmente è un granello in questa disabbia davanti alla perdita di una madre, un dolore reso ancora più grande dal fatto che ad ucciderla è stato appunto il padre Salvatore Mallamo, che ha colpito la moglie al cranio con un martello davanti, nel senso che erano presenti in casa i 4 figli, 2 maggiorenni e 2 minorenni, ed è stata proprio la ragazza più grande a chiamare il 112 e poi a restare in linea con la centrale fino a quando i carabinieri non sono arrivati. Il padre è stato ammanettato immediatamente. Naturalmente adesso il capo d'accusa si è aggravato, è diventato quello di femminicidio. C'è stato il terremoto l'altra notte di paura e di disagi per i viaggiatori soprattutto in Calabria. La forte scossa avvertita anche a Messina e provincia per fortuna non ha provocato feriti né danni a strutture, soltanto un forte spavento e ritardi per i treni provenienti dalla Calabria. C'è poi la sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa sull'ampliamento del porto di Ognina a Catania, che ha accolto il ricorso degli ambientalisti. C'è una nota però della Tortuga, la società che ha presentato il progetto, che però al di là della sentenza lo ritiene valido perché a sentire loro il CGA avrebbe evidenziato altre carenze. E quindi secondo la Tortuga la sentenza che ha annullato il provvedimento di ampliamento della concessione demaniale non mette in discussione la bontà del progetto né l'impegno per la valorizzazione del porticciolo di Ognina. Il giudice amministrativo ha evidenziato unicamente un difetto di motivazione distruttoria da parte degli enti pubblici competenti, travolgendo un titolo autorizzativo che avevamo ottenuto confidando in buona fede nell'operato delle istituzioni. E vedremo come andrà a finire. C'è poi il rogo che ha incenerito un lido a Campobello di Mazara, forse un cortocircuito, sicuramente non è stato doloso, sarebbe partito dalla cucina, mezz'ora di terrore e panico, gente che fuggiva in spiaggia, e abbiamo visto anche nei nostri TG le fiamme che hanno avvolto questa struttura in legno e l'alta colonna di fumo che si è alzata. E poi
L'appello del gestore di un lido a Messina devastato dal ciclone Harry, dopo la solidarietà solo silenzi, è una donna, Tania Sorrenti, che dice: nonostante le promesse ricevute e la gravità dei danni, la situazione non è cambiata, la stagione è già iniziata. Andiamo avanti in questi minuti, vediamo da parte della Regione il rilancio delle terme di Sciacca. Dopo 50 anni di sprechi arriva un progetto da 90 milioni, speriamo che sia la volta buona. Schifani ha scelto il progetto di Saturnia, ora si passa alla gara. Tra gli sprechi c'era anche l'epoca dei 400 milioni per acquistare 2 orche. Se avete tempo rileggete tutta questa storia dei grandi sprechi attorno a queste terme. Nonostante questi sprechi, le tante ombre, la Sicilia continua ad essere scelta dalle grandi star, in particolare per i matrimoni, come quello di Dua Lipa pop star, che si è sposata a Londra ma festeggia a Bagheria. Scatta oggi il piano traffico, a Palermo venerdì la gamma è blindata, catering per 200 invitati, è forse il matrimonio più atteso e più blindato dell'anno a Bagheria, che scatta oggi con varie chiusure. La pop star Dua Lipa, l'attore hollywoodiano Callum Turner, dopo il sì pronunciato a Londra, sbarcheranno a Palermo tra oggi e domani per dare via alla 3 giorni di festeggiamenti. E poi siamo davvero in chiusura, in cammino tra parchi e montagna alla scoperta dell'isola che c'è, oltre 5.000 chilometri di percorsi secondari che attraversano la Sicilia e uniscono territori, comunità e storie diverse, una rete di itinerari che abbraccia scenari naturalistici e paesaggi mozzafiato. Si parla delle vie francigene, ma non solo, e comunque di questo turismo lento a piedi che attraversa appunto queste sentieri, queste trazzere, alla scoperta di un'isola diversa. Ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, a tutti una buona giornata.